In che la giornata del teatro avevi visto che in sti di chi fa attenzione ai vari giornate che è a livello mondiale o italiano, e in che appunto la giornata del teatro si è visto in televisione più di un servizio che faceva riferimento appunto al fatto che tutti i lavoratori, gli operatori, le persone impegnate nel teatro, nel cinema, nelle rappresentazioni musicali, teatrali, stanno subendo le conseguenze del virus e quel che appunto ne è conseguito. Non voglio usare molte parole, questa qui è un'immagine del nostro teatro che fa il mese di lui, oramai più di 15 anni, per Erotunt, e quindi questo è un atto di solidarietà per tutti coloro che appunto operano nel teatro sia a livello professionale che amatoriale. Il teatro è un'espressione dell'uomo, della donna, delle persone fin dall'antichità, dalla preistoria possiamo dire, l'antica Grecia, Roma, il Medioevo, le sacre rappresentazioni, il teatro moderno, il teatro contemporaneo, l'opera lirica, le varie sfaccettature come anche le maschere. Parlando di maschere mi viene in mente un'altra roba, però la Sempert, e non c'è molto da dire. Che giornata del teatro, insomma, come disse il nostro Rutunt in una sua poesia, tu sto sfarso del teatro, ma dopo quando la leggeremo vi daremo cosa si riferisse. Bene, gli amici del nostro paese vi salutano, almeno interpreto il saluto anche dei nostri amici, e se sentono, se vedono, speriamo di rivedere appena possibile anche a fare un po' di teatro, anche al cinema naturalmente, anche al terrop. Ciao ciao!